Cinema da lunedì, fiere, sagre e discoteche solo all'aperto dal 19, sport di squadra dal 25 giugno, presentata la nuova ordinanza sulle riaperture, novità anche per i turisti non veneti che dovessero risultare positivi durante il soggiorno. Tutte le spiagge del Veneto prese letteralmente d'assalto dai turisti questa mattina, lunghe code sulle strade per il mare e a Bibione l'arrivo dei primi austriaci e tedeschi. Nuova manifestazione per dire no alle grandi navi a Venezia questo pomeriggio, una catena umana lunga 2 chilometri dal terminal di San Basilio fino a Punta della Dogana. A Venezia è riaperto alle visite oggi Palazzo Ducale con un momento simbolico, tra i primi a entrare operatori degli ospedali, civile dell'Angelo, immediata la coda dei turisti. Nuova ordinanza regionale in fase di preparazione da stabilire nuove regole per ingressi e uscite da comunità per anziani ma anche centri alloggio per disabili. Avrebbe intrattenuto una relazione con un 28enne di etnia rom, 70enne ricattato. La squadra mobile arresta i 4 estorsori, si tratta di 3 maggiorenni e un minorenne. Migliaia di fedeli a Padova per la festa di Sant'Antonio, seguita in diretta da Media Nord-Est, la reliquia del santo in volo in elicottero da Schiavonia a Vo, simboli della lotta al coronavirus. Ben ritrovati in diretta, buonasera, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo da questa fase 3 che ha nuove scadenze perché dal 15 al 25 giugno tutte le nuove riaperture del Veneto, novità anche per turisti non veneti in questo caso che dovessero risultare positivi al Covid durante il loro soggiorno. Firmata dal presidente Zaia la nuova ordinanza regionale che di fatto riapre tutte le attività finora ancora chiuse. È stato soppesato settore per settore, sottolinea il governatore presentando i contenuti del nuovo provvedimento. Il primo punto riguarda la ripresa dal 15 giugno delle attività di sale cinematografiche, teatri, circhi, arene e spettacoli in genere, secondo le linee guida nazionali, con una novità però. Il numero massimo di spettatori per cinema o altri luoghi di spettacolo, l'Arena di Verona, la Fenice e tutto quello che viene in mente, la mostra del cinema di Venezia, è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa che sia, dovendosi assicurare uno spazio libero tra le sedute fisse. Se ci fossero degli spalti che non hanno numeri, cioè degli spalti senza poltrona per capirci, si tiene a distanza di 1 metro. Dal 19 giugno invece la ripresa di sagre, fiere, convegni, congressi, sale slot, sale bingo e sale gioco secondo le linee guida del DPCM che vengono adottate anche per la riapertura delle discoteche, al momento solo all'aperto, sempre da venerdì prossimo. Dal 19 al via l'attività del Casillo di Venezia nel rispetto dei protocolli di sicurezza del lavoro sottoscritti dalla relativa amministrazione con i sindacati. Pronti a ripartire anche gli sport con contatto ma dal 25 giugno, seguendo le linee guida sottoscritte con l'ufficio sport della Presidenza del Consiglio o con quelle regionali. La data potrà essere anticipata in caso di raggiungimento dell'intesa con il Ministero della Salute. Ci manca ancora l'intesa, quindi il 25 è un po' la deadline, no? L'ultima data, però non escludiamo insomma che con un po' di buona volontà, di buon senso si possa chiudere questa partita. L'ordinanza introduce anche un'importante novità che guarda al 66% di presenza di turisti stranieri in Veneto. I turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultanti positivi all'esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS competente e sono collocati in isolamento per 14 giorni. Presso dove? Presso gli alberghi che noi abbiamo convenzionato ancora un paio di mesi fa. Nella seconda parte dell'ordinanza, che scade il prossimo 10 luglio, si confermano le attività che hanno già riaperto, mentre nelle disposizioni finali sono introdotte alcune varianti nelle linee guida per certi comparti. Resta confermato l'uso della mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto laddove non vi sia distanziamento. Tutte le spiagge del Veneto intanto prese letteralmente d'assalto dai turisti questa mattina, le lunghe code sulle strade per raggiungere le località balneari. A Bibione l'arrivo dei primi austriaci e tedeschi. Complici il tanto atteso sole, ecco le spiagge venete, l'assalto dei turisti fin dalle prime ore del mattino con lunghe code sulle strade, scene che non si vedevano da tempo e che fanno tirare un respiro di sollievo agli operatori preoccupati dopo il lockdown. Ma se il bel tempo ha attirato i cittadini locali, hanno cominciato a far capolino anche i turisti austriaci, anche se le frontiere con l'Italia riapriranno ufficialmente il prossimo 16 giugno. A Bibione si parla tedesco. Wir hatten keine Probleme gehabt, auch keinen Stau.
Das ist immer positiv. Perfetto. Nessuna preoccupazione, dicono. A quanto pare la stagione è partita, non sarà facile, ma tutto è pronto. La Costa Veneta finalmente è pronta, in queste settimane abbiamo lavorato veramente tanto per farci trovare pronti, sono state settimane difficili, anche di tensione, però ce l'abbiamo fatta. Siamo pronti, tutte le strutture sono aperte, siamo in grado di accogliere tutti gli ospiti. I primi turisti tedeschi cominciano già a farsi vedere in giro per le nostre spiagge. Auto e camper con targhe straniere cominciano ad arrivare, le spiagge venete si ripopolano e ormai tutto è attrezzato secondo le linee guida e le misure di sicurezza. I servizi di sempre, quella qualità che ci ha fatto diventare la prima regione turistica d'Italia con un'attenzione ancora maggiore ai temi del distanziamento, ai temi della sanità, dell'igienizzazione delle strutture. Veramente la spiaggia della Costa Veneta è in grado di accogliere i propri turisti con la sicurezza al 100%. Spiagge, ma non solo, il Veneto è una regione tutta da visitare, spiega Federico Caner, assessore regionale al turismo. Il Veneto è una grande regione con tante destinazioni turistiche, con tanti prodotti turistici. L'idea però è quella di comunicare in maniera unitaria, non solo nel mercato domestico, quindi veneto italiano, ma soprattutto all'estero. Per fare questo è bene che ognuno segua una stessa linea. E torniamo in laguna perché a Venezia si dovrebbe essere conclusa proprio in questi minuti la nuova manifestazione degli ambientalisti per dire ancora una volta no al passaggio delle grandi navi in laguna. Per saperne di più siamo in collegamento con il nostro Lorenzo Maier. Buonasera Lorenzo. Ciao Lina, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Allora raccontaci un po' com'è andata. La manifestazione si sta, come dicevi giustamente tu da studio, si sta concludendo. In questi minuti c'è ancora tantissima gente qui in riva alle Zattere. In realtà i manifestanti non hanno fatto solo riferimento al passaggio delle grandi navi in laguna, ma propongono un nuovo modello di sviluppo di città. L'occasione per i promotori della manifestazione è quella di promuovere una città che si batta contro le speculazioni, che proponga un nuovo modello di sviluppo. Circa 3.000 persone sono arrivate qui come rappresentanti di un gruppo molto nutrito di associazioni, hanno srotolato uno striscione di 300 metri che inneggia alla rinascita della città. Una catena umana di fatto, Lorenzo, abbiamo visto. Una catena umana sì, che si è snodata da San Basilio per tutte le Zattere e che ha voluto così ribadire come la pandemia deve essere occasione per una riflessione attenta e per un cambiamento, nel senso che dicono i promotori della manifestazione che lo sviluppo e la vita a Venezia non può essere più solo incentrata su una monocultura turistica, ma che si debba essere attenti appunto allo sviluppo ambientale, al lavoro, alla residenzialità per i veneziani. Venezia rinasce se tutte e tutti ci battiamo insieme. Oltre a questo molte imbarcazioni, come credo state vedendo anche dalle immagini, diverse bandiere e altri striscioni che si sono uniti a questo grandissimo striscione che appunto vuole dire ancora una volta che Venezia deve essere vissuta sì dai turisti che la visitano, ma anzitutto dai veneziani. Benissimo Lorenzo, grazie. Vedremo naturalmente se questo appello verrà raccolto da chi di dovere. Grazie a Lorenzo Maier. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale perché a Venezia ha riaperto alle visite anche Palazzo Ducale e poi il Museo del Vetro di Murano e il Museo del Merletto a Burano. Un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle misure anti-Covid-19. La riapertura è stata caratterizzata da un momento simbolico. Tra i primi a far visita
Palazzo Ducale 20 operatori degli ospedali Civile di Venezia e dell'Angelo di Mestre. Un omaggio e un ringraziamento, come sottolineato dai vertici della Fondazione MUVE, a chi ha in questi mesi si è adoperato per combattere in prima linea la battaglia contro il coronavirus. I musei saranno accessibili ogni sabato e domenica fino al 26 luglio. Palazzo Ducale sarà visitabile con biglietteria aperta dalle 10 alle 18, ma la Fondazione Musei Civici consiglia la prenotazione online, mentre l'ingresso è gratuito per i musei del Merletto e del Vetro. Regione Veneto al lavoro per una nuova ordinanza, stavolta dal punto di vista sanitario. La necessità è quella di stabilire delle regole comuni su precise categorie. Vediamo quali nel punto stampa dell'assessore Emanuela Lanzarin. Residenze per anziani, centri comunità alloggio per disabili e ancora gli incontri protetti e assistiti per i minori dati in affido, categorie per le quali è in fase di preparazione una nuova e unica ordinanza regionale. Sebbene infatti gli ingressi nelle RSA, per esempio, siano stati riaperti dallo scorso 25 maggio, ancora tante le strutture che non permettono alle famiglie di far visite ai parenti ospiti o, al contrario, di far uscire gli ospiti dalle strutture per dar loro la possibilità di trascorrere i fine settimana a casa e comunque in compagnia dei familiari. Complicata perché noi abbiamo servizi residenziali, semiresidenziali, disabilità, salute mentale, minori con problemi comportamentali, anziani, autosufficienti, non autosufficienti, insomma tutto il sociosanitario. Allora cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di fare una linea unica, una linea di indirizzo, linea guida unica, suddivisa poi per settori, dove quindi raggruppiamo tutti. Le nuove linee guida, come detto, per stabilire delle regole comuni e ovviare a quella che è e resta la paura di tutti, il ritorno di nuove infezioni. Ci pregano di riaprire, d'altra parte poi io mi confronto con i gestori, con i rappresentanti dei gestori, sono tutti molto spaventati nel dire riapriamo totalmente, ritorniamo come era prima, eccetera. Quindi dovremmo cercare di utilizzare quella attenzione che abbiamo utilizzato per gli ospedali. Quindi la volontà è quella di fare un provvedimento unico, penso inizio settimana prossima, lunedì ci lavoriamo su questo. Ora la cronaca avrebbe intrattenuto una relazione con un 28enne di etnia rom, un 70enne è stato ricattato, la squadra mobile ha arrestato i 4 estorsori, si tratta di 3 maggiorenni e anche un minorenne. Una relazione durata qualche mese con un 28enne rom, vittima di ricatto un 70enne veneziano. L'uomo avrebbe iniziato quel rapporto prima del lockdown, poi il blocco a causa della pandemia e l'impossibilità di spostarsi. I due per quel periodo non si vedono più fino a quando si torna a poter uscire. A quel punto alla porta del 70enne si presenta il ragazzo assieme a parte della sua famiglia. Scatta così il ricatto. Se non vuoi che raccontiamo tutto alla tua famiglia devi darci 30.000 euro. Sarebbe questa la motivazione dell'estorsione, anche se le indagini da parte degli uomini della squadra mobile sono ancora in corso. A quel punto al 70enne non rimane che andare in questura e raccontare la vicenda. Immediate le indagini. La vittima fissa un appuntamento con i suoi estorsori per consegnare la prima parte del denaro pattuito, ovvero 3.500 euro. Ma all'appuntamento non è solo. Poco distante dal luogo della consegna si appostano i poliziotti che riescono a documentare il passaggio dei soldi attraverso il sistema di videoripresa. Per i 4 scatta così l'arresto. Si tratta di 3 maggiorenni, il 28enne, un 50enne ed un 40enne, che su disposizione dell'autorità giudiziaria vengono portati nel carcere di Venezia, ed un minorenne di 16 anni accompagnato presso il centro di prima accoglienza a Treviso. Ora la questura sta cercando di fare luce sull'intera vicenda e le indagini sono tutt'altro che concluse. Cambiamo tema, estendere l'esenzione COSAP a tutte le attività veneziane, lo chiede a gran voce il consigliere comunale Silvana Tosi, che ha presentato un'interrogazione all'amministrazione. Aziende ed attività in ginocchio. Dopo il lockdown è fondamentale trovare delle soluzioni per sostenere tutti ed è proprio in quest'ottica che il consigliere comunale leghista Silvana Tosi ha presentato un'interrogazione. L'amministrazione comunale ha infatti approvato l'esenzione COSAP, il canone per l'occupazione degli spazi pubblici, solo per ristoranti e bar. Nella delibera comunale
del 45 del 13 maggio 2020 si parla proprio di esenzione per le attività che somministrano alimenti e bevande, e quindi siccome nel decreto rilancio, che è una legge nazionale, si parla per le imprese, allora io mi appello proprio a questo decreto rilancio per l'esenzione per l'anno 2020 per tutte le imprese. Silvana Tosi chiede al sindaco Brugnaro di estendere l'esenzione di questo canone a tutte le imprese come previsto dal decreto rilancio. Per il momento dall'amministrazione comunale solo una risposta: ci stiamo pensando. Ma questo sarebbe sicuramente un aiuto ed un sostegno in un momento davvero difficile. Una particolare attenzione poi, secondo il consigliere, va prestata verso i pittori di Venezia, tradizione e storia della città lagunare. Rischiano di scomparire, ed è per questo che noi dobbiamo rivalutare la nostra tradizione. Io mi ricordo quando ero piccola, mia madre mi portava a San Marco proprio per vedere i pittori, e spesso adesso sono dimenticati. Poi aggiunge: dal 12 novembre non hanno più riaperto, non molti, ma tutti non hanno più riaperto, ed è per questo che bisogna rivalutarli. Chiedo questo al sindaco. È iniziato anche il valzer delle candidature nelle municipalità, organo che per la prossima legislatura avrà bisogno di un consistente rilancio. Chieste maggiori deleghe, Carella è il primo a rompere gli indugi e si ricandida per un secondo mandato. Più volte in questi 5 anni hanno battuto i pugni sul tavolo, chiedendo maggiori deleghe e non più un ruolo solo puramente rappresentativo. Lo avranno molto probabilmente nel prossimo mandato, in vista delle prossime elezioni di cui non è ancora stata fissata la data. Oltre che per le regionali e per le comunali a Venezia, si andrà al voto con turno secco senza eventuale ballottaggio anche per le 6 municipalità in cui è suddiviso il comune di Venezia. Per il centro-sinistra, a Lido e Palestrina, il presidente uscente Danny Carella rompe gli indugi. Dopo molte sollecitazioni da parte del territorio, ho ritenuto corretto e opportuno specificare che non ho mai voluto utilizzare la carica di presidente di municipalità come un trampolino verso altre cariche o verso altri ruoli, ed è per questo motivo che coerentemente ho ritenuto di dare la mia disponibilità, se così si riterrà opportuno fare, per un'eventuale ricandidatura sempre per il ruolo della municipalità di Lido e Pellestrina. L'esponente del Partito Democratico spiega: il territorio ha bisogno di continuare ad essere rappresentato, c'è ancora moltissimo lavoro da fare in queste 2 isole. Primo obiettivo, il dialogo con il territorio. La squadra che in questi anni si è comunque data da fare, ha dato anima e corpo per queste 2 isole, possa continuare a fare un lavoro serio, un lavoro efficace e soprattutto un lavoro connesso con i territori, con i cittadini, con le associazioni, che è ciò che in fondo di cui c'è più bisogno. Migliaia di fedeli a Padova per la festa di Sant'Antonio, seguita in diretta da Media Nord-Est, la reliquia del santo in volo in elicottero da Schiavonia a Vo, simboli della lotta al coronavirus. Allora, ecco il momento in cui riavvicinano la reliquia di Antonio, la vedete, dopo aver incontrato l'abbraccio di centinaia e centinaia di persone anche qui a Schiavonia. I 2 militari la stanno accompagnando. Il busto che custodisce le reliquie di Sant'Antonio lascia l'ospedale di Schiavonia, portato a braccia dai militari. Uno dei momenti forse più toccanti del viaggio in elicottero, che ha reso possibile coinvolgere nei festeggiamenti del Santo di Padova, nel giorno a lui dedicato, i luoghi simbolo dell'epidemia. Quella stessa epidemia che ha impedito lo svolgimento della consueta affollata processione del 13 giugno. Dopo il decollo da Padova, l'elicottero atterra proprio lì dove l'emergenza era iniziata, all'ospedale di Schiavonia. È di sicuro un momento di un'emozione straordinaria. Questi mesi di difficoltà passati qui. Speriamo che sia finita. Questo ce lo auguriamo tutti, grazie per il lavoro che avete fatto anche. È un momento di benedizione per tutti, quindi viviamo questo con uno spirito religioso perché porti conforto e porti veramente serenità a tutti. Dico a Sant'Antonio grazie per essere sceso tra di noi, grazie per essersi fatto accanto alle nostre fragilità, alle nostre paure, alle nostre responsabilità, alla nostra speranza. Grazie per prenderti cura di noi. Scusate.
L'inizio dei festeggiamenti al sorgere del sole con l'apertura del portone della basilica e l'afflusso lento e ordinato dei fedeli, molti in coda già da diverse ore. Tanti i devoti presenti sul sagrato nel rispetto di distanze e mascherine per partecipare alle numerose messe celebrate nell'arco della giornata e visitare la tomba del santo. Ma il clou è senza dubbio il viaggio in elicottero. Le reliquie di Antonio, accompagnate dal rettore della basilica Oliviero Svanera, dopo la tappa a Schiavonia riprendono il volo verso Merlara, dove il virus ha colpito soprattutto gli anziani. Vogliamo raggiungere questo luogo che è un po' l'immagine, il simbolo di tanti luoghi legati agli anziani, che sono quelli che hanno patito di più in questa pandemia. Questo è il municipio, vedete, ed eccolo ancora Padre Oliviero che saluta i parrocchiani giunti qui, anche i militari salutano. A Vo i fedeli salutano scrivendo con i propri corpi il nome del paese sul campo sportivo. E ancora la virata del colonnello Colucci per salutare Vo Euganeo. E poi il sorvolo del luogo dove Antonio trascorse gli ultimi giorni prima di morire, Campo San Piero. Anche qui i fedeli radunati ma distanziati salutano dal basso l'effigie del santo. Ricambia il saluto anche per tramite di Padre Oliviero Svanera. Infine rientro a Padova, sorvolando la città in una sorta di abbraccio dall'alto. Stiamo arrivando al santo. La benedizione per intercessione del santo scenda questa splendida e operosa città, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In chiusura vi ricordo di continuare a mandarci i vostri video con Bimbi in TV, vi chiediamo di inviarci via WhatsApp al numero 351 1755 340, non delle semplici foto dunque ma dei brevi video possibilmente in orizzontale, storie, giochi e passatempi dei nostri bambini che diventano nuova energia per tutti per ripartire. È tutto per questa sera, grazie per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo, vi auguro una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al Meteo. Torna ad esserci un tempo spiccatamente instabile sul nostro territorio, domenica 14 giugno con qualche pioggia. Nel dettaglio sul Veneto avremo condizioni di variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti e con probabili precipitazioni già dal mattino, ma saranno soprattutto a partire dalle ore centrali anche a carattere di rovescio e temporale. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro fine giornata. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 23 e i 25 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui infatti avremo rovesci e temporali piuttosto diffusi un po' per tutto l'arco della giornata e attenzione perché localmente saranno anche forti. Temperature minime fino a 19 gradi, massime tra i 23 e i 25 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, cielo molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi diffusi anche qui dappertutto, anche di moderata intensità. Temperature minime sui 17 gradi, massime invece fino a 26 gradi. Dal Meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.